Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata Elena Novi in scena per Fuse al Festival Castel dei Mondi di Andria. L'IOS, una produzione Fuse, è uno studio che opera nell'ambito delle arti digitali e del design con lo scopo di esplorare le possibilità espressive date dall'uso creativo del codice e delle tecnologie digitali. Ne parliamo con la compagnia. Festival Castel dei Mondi, questa sera una performance molto particolare che coniuga danza e anche visual, arte visual. Come avete lavorato in questo senso? Tu ci parli della parte coreografica innanzitutto, che è una parte coreografica particolare perché è una danza aerea. È una danza in sospensione, per essere più precisi, e sì, è esattamente questo, cioè la commistione tra la danza, il movimento, il corpo, l'arte visiva e il suono. Quindi con il lavoro appunto nato dalla collaborazione mia con Fuse, che sono questo collettivo di persone che si occupano di arte visiva, abbiamo cercato di unire questi linguaggi e quindi di trovare appunto un prolungamento di quello che può essere il corpo, di creare un immaginario, di portare una visione diversa, e in questo caso la tecnica che io ho portato con il corpo è principalmente della danza in sospensione. Come si coniuga la visualizzazione per il pubblico con la danza? Cioè come si lavora tenendo presente che poi servirà questo video per uno spettacolo di danza? Si lavora molto duramente, perché alla fine tu quello che vedi è diciamo una proiezione, però non è un video, quindi non è un file MP3 che noi facciamo play e funziona, ma è tutto frutto di un software interattivo in tempo reale. Quindi la performance che abbiamo fatto prima sarà diversa da quello che viene dopo, perché attraverso Kinect, che è una camera che vede i movimenti di Elena, modifica il software in tempo reale e quindi ogni performance sarà unica. Qual è il pezzo più particolare di questa performance, se c'è, oppure più difficile, più... Una cosa molto particolare che abbiamo introdotto nella versione successiva di questo spettacolo è l'interazione con l'audio, che è praticamente quasi nella parte finale. Infatti vediamo Elena che col suo movimento genera un suono, quindi più velocemente si muove, più il suono cambia e diventa particolare. E allo stesso tempo lei muovendosi accende le luci dello sfondo e le stelle che visualizziamo nello sfondo. Un racconto fisico in cui interagiscono linguaggi diversi e luce, suono e movimento si fondono e diventano una proiezione dell'uomo al di fuori del corpo, grazie alla sperimentazione di nuove possibilità espressive. Il progetto nasce dalla volontà della compagnia Fuse di esplorare la visual art con un corpo in sospensione, avvalendosi della tecnologia per portare lo spettatore in una dimensione cosmica, straniante e atemporale. Si utilizza una telecamera infrarossi per registrare i movimenti della danzatrice. Con un software si generano e modificano le grafiche al momento. Invece parliamo di come è lavorato nel work in progress di questa costruzione. Come si lavora ad uno spettacolo di questo tipo? Allora, innanzitutto la cosa che mi ha subito spostato sono i tempi, nel senso che abituata a lavorare nel teatro, appunto nella danza in maniera più classica, i tempi del corpo appunto hanno una misura. Quando si va a lavorare con i tempi del visual, dell'arte visual, cambia tutto, nel senso che loro hanno bisogno di un tempo diverso da quello che ha il corpo, che è immediato. Ma una volta che questo poi si è andato a creare e finalmente io ho potuto sperimentare, è stato molto interessante, perché appunto lui parlava di questo momento del sound interactive e io in quel modo ho trovato veramente ho provato una sensazione particolare, perché questo spazio vuoto diventava concreto, quindi io attraverso il mio corpo potevo quasi palpare lo spazio che avevo intorno e nello stesso tempo
farlo suonare. Quindi da lì chiaramente le suggestioni poi per creare la coreografia sono state diverse e hanno portato a delle scoperte, quindi molto interessante. Qual è stato il momento più difficile di realizzazione di questa idea dal punto di vista tecnico? Qual è la difficoltà? La difficoltà, come dicevo prima, è di far funzionare tutto quanto in tempo reale e quindi ci sono questi effetti che sono computazionalmente molto pesanti e devono essere scritti assolutamente molto bene, quindi ci deve essere anche una conoscenza tecnica di programmazione non indifferente, perché alla fine è un software che genera tutto quanto e genera tutte queste grafiche interattive in tempo reale. In uno spazio sospeso luci e suoni si fanno tridimensionali e si possono toccare. Il corpo umano sposta corpi celesti e vibrazioni sonore, creando un vuoto nel pieno dell'infinito e danzando sulle onde di energie sonore e luminose, prima del contatto esplosivo finale. 20 minuti di creazione che inizia dal più recondito degli spazi antigravitazionali fino a dare alla luce un corpo umano fatto della stessa sostanza e della stessa voce delle stelle. Un microcosmo in sintonia parallela al macrocosmo che lo ha generato e di cui è parte attiva e integrante. La sintesi precisa dell'equilibrio tra uomo e universo, come dovrebbe essere. E che cosa cambia invece dalla location? C'è una differenza rispetto alla performance come l'avete strutturata voi? Cambia perché un conto è lavorare magari in un teatro con certe dimensioni, un conto è lavorare all'aperto, quindi la nostra difficoltà è stata anche quella di poter creare qualcosa che fosse abbastanza adattabile alle varie situazioni, che vuol dire adattarsi a ambienti che hanno uno schermo più grande, più piccolo, distanze diverse, in modo da non cambiare il modo in cui Elena interagisce con quello che proiettiamo e da non dare un risultato troppo diverso al pubblico che vede lo spettacolo. Parliamo adesso di danza in generale. Quanto è importante oggi rinnovare? Qui abbiamo un esempio di contaminazione delle arti. In che direzione bisogna andare? Come siamo messi noi in Italia? Allora, il discorso della contaminazione è sicuramente una cosa che mi appartiene. Tendenzialmente sono una persona molto curiosa e come nella vita, anche nella danza ho cercato di iniziare delle collaborazioni con linguaggi molto diversi. E le contaminazioni servono sempre, servono perché grazie alla contaminazione scopri cose nuove e quindi tutta la vita alle contaminazioni. Per quanto riguarda l'Italia, non so se sono in grado di rispondere a questa domanda. In Italia è molto dura in generale sotto tutto il punto di vista culturale, nel senso che siamo in un periodo di crisi che certamente i primi tagli sono stati purtroppo nella direzione della cultura e quindi è sempre molto dura, ma io credo che chi fa questo mestiere parta da un'urgenza e che quindi bisogna continuare, insomma, andare a cercare anche a volte all'estero qualche cosa, ma abbiamo anche noi in Italia secondo me grandi talenti e solo bisogna essere molto perseveranti e seguire questa urgenza che ci appartiene, insomma.
L'IOS è una performance di visual art e sound interactive che fa di un'approfondita ricerca tecnologica e di uno studio scientifico un'esplosione di emozioni che attingono alla più profonda natura umana e ne riportano alla luce gli istinti primordiali, svegliandone la genuinità e la verità che sono alla base di ogni singola vita. L'IOS è una dimostrazione in forma di teatro che l'incontro tra arte e scienza richiede e favorisce al tempo stesso una visione libera dalle convenzioni, al fine non solo di emozionare, ma anche di esplorare fenomeni naturali altrimenti incomprensibili. Dopo questo progetto, che cosa ti piacerebbe realizzare con la complicità del video? Che personaggio, che idea, che tipo di danza, di coreografia? Guarda, allora, noi già stiamo lavorando insieme nuovamente e sono molto felice di questo, ad un secondo progetto che probabilmente sarà parte di una trilogia, e l'IOS è il primo, proprio il primo seme che abbiamo piantato, e adesso stiamo già lavorando ad un altro lavoro in cui le tecnologie cambieranno, perché le tecnologie sono in un'evoluzione velocissima e questa cosa è incredibile, e piano piano io, avendo acquisito questo tipo di strumenti, certamente potrò andare a sperimentare ancora di più nel mischiare i vari linguaggi che saranno presenti. Un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera? Guarda, ti rispondo io da danzatrice e poi ti faccio rispondere da Matteo, che proprio prima dei ragazzi del liceo che molto interessati alla tecnologia si sono fermati con loro a parlare. Allora, un consiglio ai giovani: ritorno sempre al discorso di prima, seguire le proprie passioni, sentire questa urgenza che è quella, appunto, per quanto mi riguarda, quella del corpo, quindi andare a cercare e continuare a scoprirsi, perché poi lo ritrovi anche nella vita, sono cose che vanno in parallelo. Non smettere mai di crederci, perché se uno veramente ha intenzione di fare qualcosa, io credo che insomma si possa arrivare. Allora, sicuramente tanta passione, perché quello è, diciamo, forse una cosa un po' banale da dire, ma assolutamente fondamentale. E poi tanta costanza ad imparare sempre cose nuove, sempre approfondire le proprie conoscenze, perché non si finisce mai di imparare. Proprio è una frase fatta, ma è una frase fatta che funziona. Grazie per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ciao, Dietro le Quinte, continuate sempre a seguire le vostre passioni. Ciao, ci vediamo, venite a vederci nei prossimi spettacoli. Sì, sperando di essere anche in Italia più spesso. Esatto. Un ciao a tutti quanti. Ciao ciao. E adesso weekend al cinema. Eccomi qua, circondata dai miei amici al mio... E disse... Dopo la rottura con Mark, ormai quarantenne e nuovamente single, Bridget decide di concentrarsi sul lavoro di produttrice di un notiziario di punta, ma non tutto va come previsto. Nonostante siano passati 15 anni dal diario di Bridget Jones, il suo personaggio torna a farci sorridere tra equivoci e situazioni paradossali, commedia piacevole con finale prevedibile. Adoro assolutamente la mia nuova vita. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.